È sempre un'emozione tornare alla Sangiovese in questi ambienti, con questi arredi, questi decori, potremmo quasi Guarda, di dire Cagnacci. ecco, infatti volevo, come dire, più che puntare su questo, sono sempre Cagnacci anche questi, Tutti Cagnacci, sì, sono tutti tre. Cagnacci? Uno Non siamo a Bologna, Carracci, Cagnacci, Cagnacci, ecco, Cagnacci. ecco. Che questa no, è una novità Sono aggiunta. 4 anni che li abbiamo, Ah. è stato fatto Mm. l'inaugurazione da Vittorio Sgarbi 4 anni fa. Quindi io ero passato poco prima, quando Esatto. c'erano i rumors dei cambiamenti di ristorante, Prima degli chef, eccetera, eccetera. Non avevamo, sono tantissimi, non però avevamo uno c'è dei veri. stato. Sì, sì, no, prima non avevamo i veri di Cagnacci, poi la Ah, proprietà ah. Maglio Mazzoli ha acquistato 4 quadri molto importanti e li ha Mm. resi disponibili un pochino a tutti gli ospiti. Bene, bene, bene. Quindi è un'emozione essere qui alla Sangiovese e soprattutto quello che emoziona di più è sapere finalmente che questa osteria è stata decretata a Tre Gamberi un po' di tempo fa, poi devo dire sono stati tempi in cui ci siamo ritrovati e si viaggiava a due gamberi, ma in realtà il livello della Sangiovese è sempre stato mantenuto e anche cresciuto, perché fino a poco prima di questi Tre Gamberi sono arrivate le televisioni, sono arrivate le trasmissioni, forse un po' il fatto che penso ormai come dire, le guide segnalano ristoranti stellati con esperienze gastronomiche, poi segnalano anche indirizzi cosiddetti, la Michelin li chiama Siete, adesso non chiama più indirizzi come prima, quindi di poco conto, e quindi forse un po' per quello, ecco, quindi come dire, c'è l'uno e c'è l'altro, e l'altro è sicuramente l'osteria. Sono due campionati diversi, però diciamo che noi forse abbiamo il merito di essere sempre stati legati alla filiera certa e in molte circostanze ci produciamo anche tanti prodotti, quindi abbiamo proprio il contatto diretto col contadino, con la piccola azienda e col produttore. Quindi qui è assolutamente chilometro zero, ma questo non vuol dire che poi qualcosa si vada a prendere. Diciamo che insomma, la nostra convinzione è di cercare di essere fra i migliori posti, fra i migliori ristoranti della tradizione in Romagna. Questo è il nostro obiettivo. In Romagna non è di poco conto, però noi valorizzando la tradizione, per tradizione romagnola, vogliamo essere la bandiera della Romagna. Vabbè, bandiera della Romagna nel senso che le osterie, le trattorie comunque che ottengono i Tre Gamberi o che ne hanno due o che sono dello slow food, comunque rappresentano il loro territorio. E quindi noi in Romagna, visto che io sono emiliano romagnolo, ma soprattutto romagnolo, come dire, abbiamo il simbolo, ecco, dell'osteria, cioè un posto dove veramente vai e trovi anche una migliore offerta gastronomica, come dicevamo, ma anche una migliore esposizione con questi appunto quadri, questi arredi, questi decori. Ho detto di Felignana a memoria, ma in realtà dello sceneggiatore Tonino Guerra, che chiaramente insieme al gruppo Maggioli ha fatto questo investimento e ha fatto questa operazione, mi sento di dire abbastanza unica, ecco. Sono un romagnolo un po' anomalo che gira parecchio e quando torno in Romagna e so che c'è la Sangiovese, quindi sono che più tranquillo. Noi non siamo molto profeti in patria, però quando c'è il personaggio del posto che vuole invitare una persona importante, di sicuro lo porta qui da noi, anche perché come dicevi tu c'è questa particolarità negli arredi, c'è questa particolarità nella tradizione, insomma abbiamo un percorso molto particolare, molto legato ai sapori e al nostro territorio, insomma. Bene. Quindi ora abbiamo detto già qualche novità, sono questa esposizione dei Cagnacci, quanti sono? Sono 4, più ce ne sono altri 2 che sono stati acquistati, non sono proprio di Cagnacci, ma sono del nipote di Cagnacci, dopo se vuoi andiamo a vedere. Non so, avete fatto con un catalogo qualcosa? Sì, c'è anche perché Maggioli è un gruppo editoriale, sì, esatto. che fa pubblicazioni anche
al di là delle guide, cioè proprio le guide proprio, non dico telefoniche o comunque lavora per le pubbliche amministrazioni, quindi esatto, insomma è il suo lavoro questo qui. Quindi, no, due li abbiamo beccati comunque, se avessimo girato di là il sensore sarebbe stato quello che come dimensioni praticamente i due, forse anche un po' di più. Va bene. Quindi è chiaro che si parla di piatti, si parla non solo di piatti, ma anche di street food. Anche di street food, noi abbiamo un locale che praticamente col Covid abbiamo aperto, col pasticcere Andrea Marconi, che si è preso l'onere di aprire questo posto molto particolare dove si può anche cenare con uno street food diciamo del territorio, basato sui prodotti del territorio e anche della nostra tenuta saiana. Produce prevalentemente tigelle, non piadina come qui, e focacce, quindi a lievitazione lunga e farcite con prodotti tradizionali, insomma. Sì. Ma lo street food in realtà è chiaramente una colonna anche della Sangiovese. Assolutamente sì. È vero che questo via Saffi 23? Via Saffi 22, ho sbagliato di un numero, perché poi durante il Covid non ci siamo visti con Massimiliano Mussoni, però eravamo dal pasticcere. Ecco, a Courchevel, dove adesso si scia e ci sono gli stramiliardari, praticamente hanno fatto più o meno la stessa cosa. La sera 2 stelle mission al ristorante, a pranzo cucina invece il pasticcere, e quindi nella stessa sala con un altro nome sono inventati questo Sarkar, e quindi a Courchevel così, a Sant'Arcangelo invece abbiamo questo esempio qui che è quello della Sangiovese, e quindi il mio riferimento è chiaramente ai vostri crescioni, la vostra piadina. Chiaramente noi chiamiamo cassoni, so che nel Forlivese lo chiamano crescione, cesena, ma nella Bassa Romagna viene chiamato cassone. Sì. E poi ci sono anche i tortelli alla lastra. Quelli noi non li facciamo, però sì, si assomigliano un po', sono verso sul Bagno di Romagna, verso l'Alta Romagna. Anzi, è un prodotto, l'ho trovato in queste guide che escono, che aprono le pagine regionali, tipo quello dello street food, dove praticamente viene segnalato un prodotto come appunto il tortello alla lastra, che in realtà si fa di qua e di là, ma al confine, mentre qui praticamente siamo a pochi chilometri dal mare. E quindi crescioni di tutti i tipi, cassoni. Diciamo che il cassone tradizionale è proprio il vero cassone, è quello con le erbe, con le rosole. Quello è proprio è il padre di tutti i cassoni, diciamo, della Bassa Romagna. Spinaci, pochi, bietola e molte rosole. Vengono diciamo cucinati a crudo con un pochino di sale, tritati, insaporiti con un pochino di aglio, olio e diciamo strizzati dall'acqua di visitazione, e vengono messe in questa piadina a forma diciamo di panino chiuso e vengono cotti in modo tale che tutti i sapori delle erbe rimangono dentro, ed è proprio la nostra base, il nostro punto di riconoscimento della Sangiovese, il cassone alle erbe. Ecco, quindi ci sono questi che appartengono allo street food, è chiaro, vengono serviti nella bella mise en place che si può intravedere, queste tovaglie accuratamente disegnate, praticamente con questa tecnica che sembra che sia indiana, no? di stampare, che poi sono le tovaglie le famose tovaglie che si fabbricano qui. Sì, si stampavano una volta, a Ruggine, ecco. Non sono fatte in quei modi lì, queste qui, però diciamo sono un pochino diverse, però diciamo la tecnica vengono stampate la maggiore anche qua. No. Però questo è stato fatto il nuovo logo della Sangiovese. Queste sono nuove. Queste sono nuovissime, e quindi abbiamo vestito il ristorante con queste tovaglie. Bene, invece per quanto concerne i piatti, intanto abbiamo dall'ultima volta che sono venuto, forse un po' mi ero lamentato del fatto che la Sangiovese storicamente è aperta tutto l'anno, tutti i giorni, tutte le sere, e la domenica pranzo anche d'estate. È stato aggiunto il sabato nel periodo, diciamo, delle scuole, 9 mesi. Esatto, è stato aggiunto il sabato perché Sant'Arcangelo comincia a essere anche frequentato da molti turisti, quindi il sabato a mezzogiorno si ha la necessità
di avere anche degli spazi in più per andare a mangiare. Noi anche oggi ieri insomma abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto il nostro bel quasi pieno, quindi certo. Siamo contentissimi di essere aperti. Aiutati forse anche dal Covid, che ha portato la clientela, soprattutto il sabato e la domenica pranzo, c'è stata questa concentrazione. Poi vedo che molti hanno già perso questo servizio, ma io consiglio di mantenerlo, perché effettivamente non è business, no? Ma è molto leisure, nel senso che chi non lavora il sabato e la domenica, come è successo durante il Covid, non c'erano altre possibilità, la sera chiaramente si andava molto volentieri, quindi insomma anche il pranzo chiaramente è importante. Certo. Ecco. Quindi allora piatti chiaramente di terra, di carne. Sì, noi naturalmente, come dicevamo prima, il nostro basamento è la piadina, partiamo dai cassoni a tutti i tagli dei nostri salumi, a alcuni antipasti che poi vanno un attimino a cambiare durante l'anno. Abbiamo introdotto quest'anno le polpette di lesso con il pomodoro tardivo, abbiamo lo squacquerone con i fighi caramellati, sempre serviti con la piadina, come dicevamo prima. Che è un dessert o un antipasto? No, questo è un antipasto. No. Sì. Poi noi abbiamo le nostre sfogline che fanno pasta fresca tutti i giorni, rigorosamente con mattarello e a mano, e quindi cappelletti, ravioli, tagliatelle, strozzapretti, gnocchi, i passatelli, insomma tutto quello che è Romagna, diciamo, da sempre, insomma. E poi le nostre carni, che sono le carni soprattutto di nostra produzione, i maiali e gli antipasti vengono trasformati in salumi, ma poi anche in cotture di arrosti, a cotture lente, oppure il quinto quarto che viene esaltato, e noi ce lo possiamo permettere perché abbiamo sempre frattaglie dalle trippe ai fegati, quindi abbiamo questo diciamo legame profondo con la tenuta e cerchiamo di lavorare in simbiosi con Tenuta Saiana, insomma. Bene. Per quanto concerne ad esempio il pesce? Il pesce abbiamo qualcosa, adesso stiamo un attimino pensando di mettere il baccalà, che c'è stato qualche volta quest'inverno. Abbiamo fatto dei menù perché durante l'anno... Anche perché adesso siamo entrati in Quaresima, è finito il Carnevale, sembra che siamo tornati a Natale praticamente, con la temperatura, e quindi il venerdì... Esatto, il baccalà diciamo è un piatto che l'abbiamo fatto tempo fa, ma probabilmente lo riproporremo ancora. E appunto, come dicevo, nei menù che facciamo, che abbiamo fatto anche a Natale, l'ultimo dell'anno, e anche a San Valentino, abbiamo fatto alcuni piatti di pesce, cose diciamo sempre dell'Adriatico, che possono essere la seppia, appunto il baccalà, insomma, ecco, quindi cose che sono un po' legate al nostro mare, Adriatico. Bene, quindi insomma vedo che non so più se dire film al cinema piuttosto che in streaming con le serie televisive, si parla sì di grandi chef, cucina creativa, che però viene associata a questo anche street food, la piadina, queste cose particolari che certe volte bisogna assolutamente mangiare appunto con le mani, quindi diciamo che la Sangiovese chiaramente è sul pezzo. Noi siamo sul pezzo, diciamo che sono passati un pochino tutti da qui, da tutti gli stellati, quindi questo ci fa anche piacere, il riconoscimento di chi ha anche 2 o 3 stelle che viene spesso qui da noi e ce lo manifesta, e noi facciamo il nostro e cerchiamo di farlo in maniera costante. Qual è il piatto che colpisce di più? Allora, probabilmente il piatto che quest'anno probabilmente non pensavamo di vendere così tanto è stata la trippa, anche perché l'abbiamo messa in un percorso, diciamo, di menù dei classici, insieme alle tagliatelle al ragù, insieme alla crema in scodella, e io non avrei mai pensato che in un menù fosse così, magari avesse così un successo così. E quindi probabilmente la trippa, e poi anche perché a me piace molto cucinarla, a noi arrivano le trippe da Faenza tutti i lunedì, trippa grigia, non trippa diciamo lavorata con la chimica, e poi noi la aggiungiamo delle nostre trippe, dei nostri maiali, perché uccidendo
una decina di maiali al mese per il fabbisogno della Sangiovese, abbiamo anche questa possibilità, quindi mi creo un blend, diciamo, molto nostro, ecco, quindi abbiamo una particolarità in questo. Beh, diciamo che la trippa ci vuole, no? Direbbero sicuramente a Roma. La cosa che mi ha sorpreso è un famoso gastronomo, tra l'altro romagnolo, scrive parecchi libri e anche abbastanza, come dire, in carne, mi raccontava che lui andava quasi all'alba a Vinitali per riuscire a parcheggiare bene e poi andare a colazione, mangiare la trippa. Evidentemente a Verona ne sanno qualcosa. Certo. E quindi bene, a parte TripAdvisor chiaramente che vi celebra anche no? Sì, no, siamo contenti, nel senso che cioè, anche di quella roba lì bisogna stare molto attenti, nel senso che ci fa piacere, la gente ci accoglie favorevolmente, quindi siamo molto contenti. Resta sempre il fatto che adesso con la televisione sono diventati tutti molto più professori, no? Diciamo così, quindi non ti perdonano niente, ecco, qualsiasi cosa vedono lo scrivono, ecco. Certo. Comunque mi sembra di capire che la trippa è il piatto che colpisce di più questi anche addetti ai lavori, mi sembra di capire, nel senso che la si potrebbe anche fare in un ristorante dove fanno tutte piccole porzioni. Sì, assolutamente, no, sono molto sicuro di questo. Come magari sono molto sicuro anche di particolarità dei nostri animali, perché sapendo e vedendo come vengono alimentati mi sento molto fortunato nella trasformazione, non c'è bisogno di fare chissà quale politica o trasformazione, bisogna cercare di non rovinarlo il prodotto quando il prodotto è di alta qualità, no? Come diceva poi anche Gualtiero Marchesi. Bene. Ora parliamo dei dolci, perché io ho preso prima lo squacquerone con i fichi caramellati, l'avevo scambiato per un dessert. Però facciamo anche una torta con lo squacquerone e i fichi caramellati. Sì, la facciamo. La facciamo con un biscotto salato al sale di cervia, è un dolce che va molto qua. Poi ci fanno i formaggi prima dei dolci. Ecco, noi abbiamo anche uno forse delle poche trattorie che ha un carrello di formaggi interessante. Proprio il carrello arriva... Adesso il carrello non è il carrello, però si possono vedere già dall'entrata, perché noi come si entra in Sangiovese già si vedono le donne, le ardore che fanno da una parte la cottura della piadina, dall'altra fanno il taglio dei salumi e dei formaggi. I nostri formaggi sono 5, un po' rappresentativi di tutti i latti, la maggior parte è latte crudo e racchiudono un pochino il meglio che abbiamo in Romagna, insomma, dal formaggio di Fossa di Sogliano a dei ragazzi bravissimi di Olivia che li troviamo vicino a Coriano, che fanno un latte di capra strepitoso, latte crudo, e poi Caseificio Pascoli che ci dà una parte dei suoi formaggi, quindi abbiamo un bel carrello di formaggi, mi sento di dire, insomma, anche perché lo proponiamo costantemente, insomma, abbinato al nostro miele che produciamo noi sempre in Saiano, ai fichi caramellati o al Savor. Il carrello dei formaggi, nel senso che c'è quindi l'esposizione, quindi i formaggi ci sono, arrivano li preparati in cucina. Li prepariamo in vista, appena si entra in Sangiovese. Si possono scegliere come al genere alimentare, no? dove vendono alla casa del formaggio. Ma noi abbiamo un tagliere, diciamo che sotto poi c'è scritto, no? Perché molte volte quando si mangia un formaggio e si presenta, magari si dimentica subito cosa si sta mangiando, invece sotto c'è scritto quello che uno mangia. Anche perché poi tagliati certi formaggi si assomigliano, quando li mangi sono completamente diversi. Mi è capitato in Alto Adige recentemente, queste bandierine chiaramente sono molto utili, e quindi allora parliamo proprio di dolci. E Andrea Marconi, pasticcere un po', diciamo, da quando sono entrato io qui in Sangiovese. Io sono entrato da 23 anni, lui è entrato qualche mese dopo, lui si è subito, diciamo, preoccupato dei dolci, all'inizio magari l'abbiamo fatto insieme, ma poi si è completamente staccato, quindi lui ha sviluppato tutti i dolci migliori che avevamo qui in Romagna. Quindi lui arrivava da esperienze... Ma lui arrivava da esperienze, diciamo, un po' romagnole, però insieme abbiamo fatto una formazione altissima.
abbiamo un pochino fatto dei corsi con dei personaggi importanti, anche perché adesso lui è arrivato a un momento che riesce a fare anche degli lievitati a lievito naturale con un risultato veramente importante. Quindi l'anno scorso a Natale abbiamo fatto quasi 500-600 panettoni, adesso non mi ricordo bene, adesso inizieremo la pagnotta, poi la colomba, quindi sono preparazioni che richiedono una certa competenza, e Andrea prima di tutto è un curioso, e poi abbiamo fatto insieme anche dei corsi anche sulla panificazione, perché in via Saffi si fanno anche le focacce, quindi siamo arrivati secondo me a un livello, si può sempre fare meglio, però un buon livello sicuramente, insomma, ecco. Diciamo che mi manca solo la pizza, che è una focaccia, diciamo, si potrebbe trasformare anche in pizza, insomma, di là non lo facciamo perché non volevamo dare questo segnale così forte, però abbiamo dato un segnale diverso, che è quello di fare le tigelle, che non è una piadina, e quello di fare le focacce. Ma forse per rispettare altre pizzerie che ci sono a Sant'Arcangelo, mi sembra di capire. Questo è stato l'intento della proprietà, sì, sicuramente. Certo. Però di andare a colmare qualche lacuna in questi lievitati, magari li trovi solo al forno la mattina, invece è bene che ci siano anche magari appena preparati di pomeriggio, e poi quello che succede anche col pane, che il pane chiaramente è buonissimo la mattina appena lo compri, ma i clienti vengono a cena e quindi rischiano di trovare un prodotto, no? Invece fatto chiaramente, no? Di pomeriggio magari. No, assolutamente, sono sempre prodotti freschissimi. Poi anche i dolci sono fatti tutti i giorni. La particolarità magari di via Saffi dei dolci, che ne fa diversi, è anche Vigna di Sant'Arcangelo, che è stata una roba ripresa negli anni e un pochino reinventata e rifatta, ecco. Ha avuto un successo molto importante. E durante il Covid quindi c'è stato tempo per creare, pensare, c'è stato il tempo per mettere a posto la cucina, una parte della cucina, c'è stato il tempo per aprire un laboratorio via Saffi, e c'è stato il tempo anche per mettere giù per bene delle basi per ricominciare, insomma, e cercando un pochino di tenere tutto il personale, perché senza personale non si va da nessuna parte. Non dico che siamo a posto, però insomma siamo persone che lavoriamo da tanto tempo qui, e quindi anche questo secondo me è una forza per la Sangiovese. Vuol dire che anche chi lavora insomma si trova bene ed è motivato a far sempre meglio, insomma quello che proviamo di fare tutti i giorni. Bene, quindi ci sentiamo per altri successi. Certo, al momento abbiamo 3 gamberi. Abbiamo chiaramente la presenza anche sulla Guida Mission, immagino, non so se col Big Gourmand, come prezzi, come abbiamo il piatto, abbiamo un riconoscimento dalla Guida Michelin. Io spererei che la Guida Michelin valutasse un pochino in maniera diversa anche il mondo della trattoria, perché il mondo della trattoria non è più il mondo di 30 anni fa. Adesso ci sono delle persone che sono capaci di far da mangiare, magari non lo fanno con vezzi estremi, però secondo me... una stella verde ci vorrebbe, ecco. Ma io penso che potremmo avere tutte le caratteristiche anche per l'altra, è un po' capiente. No, adesso per l'altra no, però non volevo dirlo, però la stella verde mi sarebbe una cosa che mi... Perché qualcuno l'ha anche presa in giro nei dintorni, che non se l'aspettava, sono quasi rimasti male perché rincorrevano qualche cos'altro, mentre invece è stata forse la mano di Dio, io penso, ecco, certe volte. Io penso che potremmo avere tutte le caratteristiche per averle, insomma, ma non come Sangiovese, un pochino per tutto quello che... Perché avere un'attività come Saiano che produce così tante cose per la Sangiovese, penso che in Italia non sia una cosa così frequente. Poi ci sono i vini, non abbiamo detto, c'è la produzione di vini con un enologo, tra l'altro pluridecorato, sia in Romagna che in giro per l'Italia, in particolare i vermouth e i nostri liquori, Baldo Baldinini, che lavora principalmente per noi, che sviluppa anche questo settore, insomma. Ma vedo che ci sono degli scavi qui all'ingresso della... avete trovato qualche reperto? No, il comune sapeva che c'erano delle grotte, sono state aperte e adesso sono visitabili alla gente, quindi hanno dato un pochino fastidio alla Sangiovese perché per un anno abbondante ci sono stati i lavori, però quest'anno apriremo anche il Deor fuori in maniera, cioè dovrebbe togliersi tutto quel
quel caos che c'è di certo, fianco alla Sangiovese diventare un ambiente anche fuori molto bello, molto accogliente. Ah, quindi ve lo dividete col comune? Sì, sì, no, vabbè, la parte visitabile sarà sempre visitabile, la parte un pochino più di fianco nascerà il nostro chiaramente anche più interessante anche per il ristorante avere quindi una parte storica sotto. Sì, certo, ecco. Certo. Beh, Sant'Arcangelo è bellissimo, insomma. Certo, anzi, insomma, è, diciamo il posto che mi è venuto in mente a Bonn, se non mi ricordo male, in Bourgogne, dove chiaramente lì, avendo tutti questi prestigiosi vini, chiaramente è un pullulare praticamente di locali che può assomigliare a Sant'Arcangelo, perché in effetti nelle altre località, se escludiamo Brisighella, se andiamo a vedere Forlimpopoli, anche Bertinoro, non è proprio la stessa cosa, ecco, detto sinceramente, no? Quindi Sant'Arcangelo effettivamente, insomma, è un bel ritrovo, forse il fatto che c'è anche sempre stato un festival, quindi, e poi sì, patria anche, dicevamo, se vogliamo, appunto, di Tonino Guerra, da parte anche chiaramente attori, registi, ecco, appunto di Sant'Arcangelo, comici, no? Ecco, quindi bene, ci saranno sicuramente altri successi, riconferme per la Sangiovese, e quindi buon lavoro a Massimiliano Mussoni e buon 2023. Grazie. Il libro l'avevi avuto te?